Possiamo cominciare? Datemi un via. Sono immobile. Perché parlare così si addormenta quasi, ci si addormenta a parlare. O guardare la televisione. Allora, ok, allora se siamo pronti, buonasera a tutti. Prendo un istante per dirvi che ci sarà alla fine di questo incontro un rinfresco offerto da Italipost e possiamo cominciare. Allora, il libro che presentiamo oggi è I racconti del riso, è il primo volume di una catena finanziata dall'Ente Fiera dell'Isola della Scala, che vuole promuovere questo nuovo rapporto fra la cultura e la coltura del riso. Prendo un piccolo spazio per fare un'introduzione. Ho avuto l'occasione di parlare stamattina con un risicoltore, colui che ha fatto in modo che l'Unione Europea desse la denominazione IGP al vialone nano di Isola della Scala. Gabriele Ferron, della Riseria Ferron, che mi ha raccontato un po' quello che è il momento difficile che sta passando la produzione del riso in quest'anno, che è difficile per tutti e anche per questa cultura particolare, per due motivi principali. Uno sono i rincari che conosciamo tutti, rincari energetici che stanno rendendo molto difficile avere una marginalità sulla produzione del riso e quindi per questo motivo stanno portando tutti i produttori ad aumentare i prezzi e è un percorso che abbiamo visto anche in altri aspetti. Poi c'è il difficile reperimento del risone, che è la materia prima che viene seminata proprio in questi mesi, quindi da aprile a maggio, e che porta poi alla produzione del riso, e la siccità per cui tutti i produttori delle nostre terre hanno dovuto seminare senza acqua, quindi seminare sui campi asciutti come qualsiasi altra coltura, come il grano per esempio, e per poi coprire il riso d'acqua adesso, rischiando anche di non avere acqua disponibile neanche a maggio e quindi rischiare la coltura. Quindi al momento è molto difficile portare avanti questa materia prima che però è così preziosa per tutti e per tutti i popoli. Una cosa bella che però mi diceva, che dà là quello di cui vogliamo parlare oggi, è il fatto che a Isola della Scala questa cosa si è sentita un pochino meno, perché il valore di questo riso particolare che si è fatto conoscere in lungo e in largo per il mondo è così riconosciuto da garantirgli un'altissima domanda, da permettergli di alzare i prezzi e avere la certezza che le persone lo acquisteranno lo stesso, che i ristoranti da New York alla Thailandia acquisteranno comunque il vialone nano IGP che viene da Verona. E questa è una cosa interessante, come la cultura può in qualche modo salvare anche l'economia. E mi pare molto affine a quello che avete voluto raccontare in queste storie. Allora, Giuliano Ramazzina, come nasce l'idea di questo libro? L'idea nasce in maniera molto semplice, con intanto è un libro fatto da una squadra, non c'è un solo autore, ci sono due curatori, in questo caso il sottoscritto è Mauro Mazza, e poi ci sono anche diversi altri scrittori. Nasce dalla voglia di raccontare un'esperienza così importante come
la fiera del riso di Isola della Scala, che è un appuntamento centrale per l'economia non solo del Veneto, penso. Il Covid ha un po' sbarato la strada, ma io insieme con Mauro e anche con la Manuela Colombo, che poi ha collaborato anche per il progetto grafico, che è molto importante, siamo stati in quei posti, abbiamo visto, e per scrivere bisogna vedere. In effetti è una realtà veramente, direi, perfetta da quel punto di vista, perché dal punto di vista proprio della prospettiva economica e non solo, perché lì convergono anche tradizioni, storia. I risicoltori praticamente sono depositari anche di storie familiari, tradizioni che si tramandano, e quindi in effetti siamo partiti vedendo sul posto. Da lì ci è venuta la voglia, visto che abbiamo avuto anche la possibilità poi di trasferire a livello letterario, perché questo è un libro, non sono ricette, non è un libro tecnico, e quindi coinvolgendo anche personaggi importanti. Per esempio abbiamo coinvolto anche Giordano Riello, che è un imprenditore famoso della dinastia dei Riello, che tra l'altro hanno anche loro, insistono a livello proprio produttivo nel Veronese e Isola della Scala, ma poi ci sono anche dei critici famosi. Direi prima, uno tra tutti sicuramente, adesso devo guardarlo, Paolo Massobrio per esempio, che è molto famoso, ma in ogni caso, a parte i nomi, è il lavoro di squadra che conta, quello che siamo riusciti a raccogliere. E devo dire che, ecco, voglio dire che in questo caso la cultura serve anche all'economia, per cui il famoso detto di Tremonti che con la cultura non si magna, io direi che con questo libro dimostra il contrario. La cultura, soprattutto dopo la batosta del Covid, ha bisogno della cultura, l'economia. Il Covid ha spostato alcuni temi, forse una volta, ecco, era più, come dire, più marginale, ma visto che l'economia deve ripartire, e concludo, ha bisogno, secondo me, assoluto della cultura per ripartire. E quindi è stato partorito questo primo libro, che spero poi possa essere replicato e che questa esperienza possa andare avanti. Qui c'è il nuovo capo, no, di tutta la struttura, diciamo sinceramente, e quindi le idee chiare, lui poi sentiremo quali sono le prospettive della nuova Fiera del Riso che riparte dopo il Covid. Allora, lei ha menzionato una cosa interessante, il fatto che in questo libro sono 2 gli autori che hanno curato la redazione di questi racconti. Noi qui abbiamo 3 autori che hanno scritto e che sono presenti ciascuno con la propria voce, la propria storia all'interno, quindi Manuela Colombo che ha scritto un racconto e che ha curato la veste grafica del libro, Giuliano Ramazzina che è uno dei 2 co-curatori, possiamo dire, coautori del libro, e Mauro Mazza, che ha, come Giuliano Ramazzina, che ha scritto un racconto e che ha curato l'edizione. Se vuole parlare lei, sì. Quanto è importante questo rapporto e l'idea di raccogliere più voci, la molteplicità delle voci, che mi sembra molto vicino a questa idea che avete voluto dare di quante nature può avere il riso e in quanti modi può essere importante. Sì, buonasera. Intanto sono importanti 2 cose, l'amicizia e la generosità, senza le quali non si marcia. In premessa voglio dire una cosa: in questa libreria molto bella, in questa bella location, come dicono quelli che parlano bene, siamo venuti 2 anni fa, Giuliano, con un altro libricino curato sempre in amicizia da Giuliano e da me, che era sulla pandemia. Il titolo era Chissà, chissà domani, da una canzone di Lucio Dalla, edito dagli stessi Enzo e Giovanni di Verona. Ed era una serie di interventi nostri e di altri su quello che potevamo immaginare nel pieno della pandemia, scritto nel pieno della prima ondata del Covid, su come potevamo immaginare il mondo quando tutto questo sarebbe finito. Non è ancora finita, ancora vedo amici con la mascherina. Io so cos'è il Covid per averlo vissuto, diciamo, pienamente. Peggio non poteva andare, ci poteva andare peggio, per un attimo non c'è stato il peggio, diciamo così. Ma quella previsione che tutto questo un giorno sarebbe finito si trascina sempre più in là, perché è finita, lo dico con auspicio,
la pandemia, siamo all'interno di un'altra emergenza, che sta, come più della pandemia Covid, colpendo l'intera nostra vita, la vita di relazione, la vita di comunicazione, di informazione attraverso i media, di quello che sta accadendo, e con ricadute pesantissime dal punto di vista sociale ed economico, e soprattutto con l'incertezza nel domani, che è questo che poi crea freno. Allora, cosa voglio dire? Intanto, cos'è questo libretto? Il libretto fatto coinvolgendo gli amici. Io frequento premi letterari con le mie opere, ma anche come giurato. Ho chiamato a raccolta, ho invitato in amicizia un po' di amici scrittori, professionisti o dilettanti di valore, a scrivere liberamente sul tema del riso. E sono fuori cose molto carine. Per esempio, Enrico Nistri di Firenze ha scritto un racconto ambientato in Prima Guerra Mondiale, quando, oltre a parlare lingue diverse, questi soldatini di leva, classe 898-99, avevano anche gusti diversi, culture diverse. E lui immagina che il riso, il piatto di riso diventa, oltre la lingua che si impara dell'altro, il friulano che incontra il siciliano, diventa anche un elemento unificante del conoscersi e volersi bene come italiani che mangiano la stessa cosa e la gustano nello stesso modo. Poi un professionista come Luigi De Pascali fa questo racconto di solidarietà. Immagina un telefono amico dove chiama una signora 94enne che vive sola, che ha sentito dei rumori sospetti alla porta, e questo operatore, che ha a sua volta dei problemi, chi non ne ha, problemi di fresco di separazione, la figlia piccola da accudire la sera. Il racconto finisce che lui va a cena dalla signora che ha preparato il riso con i piselli e porta anche la sua bambina a cena dalla signora. Cioè sono delle cose molto, molto belle. Io, ottimisticamente, ho immaginato, nel mio racconto, ho immaginato che il riso, fatto da uno chef importante, romano, perché un po' di campanilismo ci vuole, il Vialonerano lo fa in modo talmente bello che i contrasti che ci sono in un vertice internazionale organizzato dall'Italia, immagino ci sia Draghi ancora Presidente del Consiglio, dopo i contrasti della mattina, dopo questo piatto straordinario di risotto, i contrasti si appianano e il racconto è il miracolo del riso. Tutto fila liscio, d'accordo, si trova facilmente nel pomeriggio delle prese dei lavori. Poi racconto Emanuela, ve lo racconterà lei. Voglio dire una cosa in conclusione, che passerà tutto questo, e è vero che la bellezza salverà il mondo, ma le eccellenze salveranno il nostro paese e la voglia di ripartire. Io avevo un amico, un tour operator, che mi diceva, vedi, quando ci sono gli attentati, c'erano, per fortuna non ci sono più da un po' di tempo, nel Mar Rosso, no? Sharm el Sheikh, ogni tanto saltava qualche bomba con qualche vittima. Gli italiani, i turisti italiani, sono quelli che per primi disdicono. Mai più sul Mar Rosso, perché hanno paura, più dei tedeschi, degli inglesi, degli spagnoli. Ma gli italiani sono anche i primi che, quando torna la situazione calma, i primi che, approfittando delle offerte, tornano sul Mar Rosso, prima degli altri. Erano i più impauriti e i primi che tornano. Allora, cosa voglio dire? Che nel 1945, dopo la fine della ultima pessima guerra, bruttissima guerra mondiale, tolto il Giappone, che forse si è ripreso perché pensava ancora di essere in guerra, ma la ripresa più straordinaria in tempi di brevità di tempo e di sforzi l'ha fatta l'Italia sconfitta. Quindi, voglio dire, le eccellenze possono aiutarci a ripartire con lo sprint, oltre alle bellezze che possono chiamare i turisti, ma l'eccellenza, il Vialonerano è un'eccellenza nostra anche di territorio, può aiutarci a ripartire, a avere lo sprint più forte degli altri, a richiamare i turisti per la fiera, ma a far innamorare del prodotto tanta gente che ancora non lo conosce troppo poco. E quindi se può veicolare questo libro di racconti nella prossima edizione, o anche altre forme che accennavo all'avvocato, ma se ne parla con calma, tutto può essere utile e concorrere alla ripresa e al ritorno del sorriso, senza mascherina. Sorriso che viene citato in un altro racconto, fra l'altro, che vuole sottolineare proprio questo parallelismo fra il riso e il riso, questa cosa che non notiamo, su cui non poniamo mai attenzione, l'attenzione la pongono solo i bambini, perché fra i loro perché si chiedono com'è possibile che riso e riso abbiano due significati diversi.
Però effettivamente è questo che stiamo dicendo, la capacità di ridere e di condividere, che è molto importante. Pensavo alla storia della malattia, della difficoltà che abbiamo vissuto e in cui nasce questo libro, e mi viene in mente anche il racconto di Manuela Colombo, che è un racconto di vita, è un racconto in cui la malattia c'è, la fatica c'è, in un'altra epoca. Mi dica come viene fuori, cosa... Allora, buonasera intanto. Io nasco a Novara, per cui un'altra patria del riso, diciamo. La mia nonna diceva che i bambini, di solito si dice, li porta la cicogna quando gli devi spiegare, oppure nascono sotto i cavoli. Lei diceva che noi bambini di Novara nascevamo in una risaia, praticamente. Per cui il riso è sempre stato nella mia vita. Oltretutto questa nonna era anche una bravissima cuoca, e quindi io ho mangiato riso fin dai primi vagiti, diciamo. Questo mi ha portato a scrivere qualcosa che riguardasse anche la loro storia. Lui prima ha citato la Prima Guerra Mondiale, mentre invece questa si svolge un po' anche a cavallo della Seconda Guerra Mondiale. La mia nonna faceva la mondina, e quindi insomma mi sono sentita di raccontare un po' la loro storia, una storia familiare, insomma abbastanza normale, niente di spettacolare. A differenza di quello che fa lui, che spoilera tutti i finali, io il finale non ve lo dico perché è vista da un punto di vista diverso. Però è bello che lo scopriate voi leggendolo, qual è questo punto di vista. Invece aggiungevo una cosa alla questione della semplicità con la quale è nato questo progetto. Allo stesso modo è nata la copertina ed è nato questo progetto grafico. Quando andavo a scuola mi capitò di assistere a uno stage di Armando Testa, il famoso, insomma, e lui disse una cosa: per colpire le persone con qualcosa di grafico, di visivo, la prima cosa è usare la semplicità. Allora, si parlava di Isola della Scala, si parlava di riso, io ho semplicemente immaginato un chicco di riso come se fosse un'isola in mezzo a una risaia, e quindi insomma diciamo che è nato anche la copertina è nata in modo semplice. Devo dire che è un'immagine, io sono veneta e da piccola la prima volta che ho sentito menzionare Isola della Scala l'ho sempre immaginata circondata dall'acqua. Poi ho saputo che era vicino a Verona, ho detto ma no, Forse no. non è possibile, non mi risulta che ci sia, dovrebbe essere in mezzo al lago di Garda, invece no, è più giù. Però sì, capisco questa immagine, in effetti rende benissimo l'idea, assolutamente. Sì, forse diciamo con tutti i calci che stiamo prendendo ultimamente come Italia, forse adesso riusciamo a capire come mai è a forma di stivale la nostra penisola. Potrebbe essere. E a proposito di Isola della Scala, passiamo un po' a parlare di questa fiera che ha messo assieme tutte queste storie. Roberto Venturi è il neoeletto amministratore unico dell'ente fiera, sono 2 mesi, giusto? Come sta andando? Quali sono state le difficoltà in questi anni? La fiera si è fermata per 2 anni durante il Covid, e questo ovviamente è difficile perché ripartire non è semplice ricreare quei contatti di cui una fiera vive. Come lo state facendo? Buonasera a tutti. Beh, innanzitutto questa sera non posso che sentirmi come quel vaso di manzoniana memoria di Coccio, costretto a viaggiare con vasi molto più robusti di me di ferro, e quindi cercherò di non rompermi, e volando più basso di coloro che mi hanno appena preceduto nel parlare. Mi si è intanto consentito ringraziare le edizioni 03, ma anche i coautori, quindi Giuliano Lamazzina, Mauro Mazza, per l'opportunità riservata alla Fiera del Riso, all'ente Fiera del Riso, di
pubblicizzare, di pubblicare questo libro. È una storia, la nostra, che viene da lontano. La fiera nasce nel 1967, ma affonda le radici in una tradizione contadina centenaria, se non addirittura millenaria. Questa sera non c'è qui con noi Gabriele Ferron, che doveva essere presente, che è anche il vicepresidente del consorzio IGP Via Lonenano, di cui porto ovviamente i saluti anche da parte del presidente Renato Leoni. Ma Gabriele Ferron è custode di una pila del 1600 nella campagna veronese, una bellissima pila accanto alla sua riseria e al suo ristorante, che conserva con orgoglio, e questo dà l'idea e dà la misura di quanto sia radicata la cultura del riso nel nostro territorio. Ora, la nostra festa attinge appunto nel passato, è un mix di operatori commerciali, ma anche di associazioni di volontariato e di altri operatori. Tutti collaborano alla Fiera del Riso, questa grande kermesse, che è giunta ormai alla 54esima edizione e che si terrà anche quest'anno, dopo 2 anni purtroppo di fermo, e si terrà dal 14 settembre al 2 ottobre. È la fiera della ripartenza, è una fiera in cui sono coinvolte tutte le associazioni di volontariato, tutti ci mettono il proprio lavoro, sono coinvolti gli operatori commerciali, le riserie, e poi è coinvolta l'intera cittadinanza. Quest'anno come ripartenza avremo la novità della internazionalizzazione, cioè cercheremo di offrire al pubblico di visitatori un qualcosa di più e di diverso. Fiera del Riso vuole aprirsi all'esterno, all'estero, vuole far partecipare nel progetto che abbiamo denominato Taste of Earth, cioè il sapore della terra, vuole far partecipare operatori commerciali anche d'Europa, quindi di Francia, di Spagna, di Portogallo, di Germania, eccetera. E quindi questa è, ripeto, un'opportunità per noi di aprirci verso il mondo. Vi ricordo che Ente Fiera è una kermesse che è come fiera di monoprodotto e seconda soltanto l'Oktoberfest. Cioè noi facciamo circa 500.000 piatti di risotto ogni anno e da noi vengono più di 600.000 visitatori nell'arco di 20 giorni, 20-25 giorni. Si devono accomodare da un'altra parte. Per cui sicuramente è, come dire, un evento che non è soltanto di Isola della Scala, ma è un evento della pianura veronese, dell'intero territorio. Un territorio che Ente Fiera ha il compito di promuovere per valorizzarlo, perché insieme al riso poi ci sono tante risorse naturali, culturali del territorio, quindi le risaie, le risorgive, i castelli, le pile del riso, c'è un po' di tutto, diciamo così. E poi ecco, è un territorio intersecato peraltro anche da percorsi ciclopedonali anche di livello europeo, e quindi sicuramente è un posto che merita di essere valorizzato, e quindi vi invito sicuramente a venire alla prossima Fiera del Riso, troverete delle belle novità. Allora, direi che saremo assolutamente presenti, anche perché dopo aver parlato con tutti voi, con Gabriele Ferron, il desiderio di mangiare un piatto di risotto all'isolana, devo dire che si fa sentire, però in questo periodo, un po' per valorizzare quest'Italia che anche la fiera contribuisce a valorizzare, mi viene in mente di chiedere a Giuliana Ramazzina qualcosa sul suo racconto di cui non abbiamo ancora parlato, che menziona un altro piatto fondamentale della cultura italiana nel riso, corretto? Il mio racconto? Beh, è un racconto un po' atipico, si parla di politica, c'è un collegamento anche qui, no? Come si fa a non parlare di politica e gastronomia? Cioè, penso che sia inevitabile. Noi siamo italiani, no? E mescoliamo nella politica, come ho fatto nel mio racconto, un po' di tutto, ecco. E anche il riso. Io ho cercato di
fa sorridere un po', però nel far sorridere c'è anche un po' fa riflettere, perché intorno a un piatto di riso si può fare un governo, perché questa è un'altra idea, no? Io ho pensato che fosse una lucida fustigazione della politica italiana. È una no, però è una fustigazione. L'insalata di riso, però, cioè tutti insieme, no? Sì, sì. Eterodiretti dallo chef stellato Sì, Sergio Mattarella. Mattarella è lo chef sicuramente di tutti, cioè è quello che praticamente mette praticamente d'accordo tutti e serve praticamente il cibo, dico io, ecco. Però voglio dire, è in effetti un po' una fustigazione ironica, ovviamente, ci sta, voglio dire, no? Ogni tanto sorridere, anche perché certi momenti che passiamo anche di politica sono abbastanza, voglio dire, seri, drammatici, quindi magari si può sorridere. Io dico che per esempio c'è stato il patto della crostata, dimentichiamo, Mauro, il patto della sardina, tu che non è di politica ne mastichi, va bene, più di me. Ti ricordi la battuta che ho detto a un programma televisivo che hanno invitato qualche settimana fa? Guerra. Dico, posso dire una cosa? Io ho nostalgia della chiacchiera inutile sulla nostra politica italiana. Ho nostalgia di parlare del dibattito che c'è tra Salvini e Meloni, del campo largo di Enrico Letta, del dualismo tra Di Maio e Conte. Ho nostalgia della nostra noiosa normalità. Mi hanno quasi applaudito, perché tutti hanno questa nostalgia. Piuttosto che parlare di guerra e vederla davanti, viva il politichese, diciamo così. Di cui ci stufiamo dopo un po', ma adesso abbiamo voglia anche di quello. Io e Mauro abbiamo un comune sentire politico, diciamo sinceramente. Andiamo d'accordo anche perché ci parliamo di politica ogni tanto al telefono, no? Cosa succederà, come va. È un po' no, io volevo leggere il finale perché secondo me è brevissimo. È brevissimo. C'è una gerarchia gastropolitica frutto di una continuità tra passato e presente, in cui il riso, coniugato a scelte tra le varietà vialone nano, carnaroli o arborio, ha trovato una collocazione perfetta, grazie all'insalatona bianco-rosso-verde di Draghi. Ma alle prossime elezioni politiche gli italiani dovranno finalmente scegliere, e non sarà facile, tra la mortadella comunista, il salame socialista, il prosciutto crudo democristiano, la coppa liberale, le salsicce repubblicane, il prosciutto cotto fascista e il tartufo bianco di Beppe Grillo. Buon appetito! Che poi buon appetito, posso dire, l'ho ripreso da Rana, dall'imprenditore Rana, nel suo spot, quando decide i tortellini, scusate, lui dice buon appetito, quindi penso che sia il finale giusto. Tutto qua. Viva il riso! Io potrei approfittare per chiedere un'opinione. Potrebbe essere, come possiamo sperare che si evolva? Lei dice alle prossime elezioni bisognerà scegliere. L'avete scritto nel 2020. Mi pare che usciamo dal tema, facciamo una cosa. Allora, questo lascio rispondere. Usciamo dal tema, poi io passo la palla a Mauro. Parliamo di ripresa, parliamo di recupero. Alla fine è un libro nato nella difficoltà della pandemia, quindi si può parlare, secondo me, anche di ripresa. E la politica è un elemento della ripresa, deve esserlo. Sì, anche se la politica ha perso tanto terreno, tanta autorevolezza, tanto consenso, la politica ha tutte le latitudini. Io quando a volte mi è capitato di ricordare come la politica, di cui non ho nostalgia, ho nostalgia dell'età giovanile, non di quella politica, ma la politica attraeva ed era calamita per quella che si chiamava la meglio gioventù. Anni 60, Firenze sommersa dall'Arno, novembre 66. I ragazzi spontaneamente dei licei, delle università, andavano a Firenze, si rimboccavano le maniche, mettevano gli stivali e salvavano il salvabile di opere d'arte, di libri. Quegli stessi ragazzi, tornati a casa, a destra, a sinistra, erano attratti dall'impegno politico. La politica aveva quella forza di attrarre i giovani migliori. Da tanti anni non è più così, anzi è sempre meno così. Oggi i giovani migliori sono attratti da mille cose, ma non dalla politica. E fanno bene a non essere attratti, che la politica non attrae più perché ha poco da dire, non conta più quasi niente. Tant'è vero che il governo lo guida non un politico ma un tecnico,
e non è il primo in questo senso, e da più parti si dice speriamo che possa restare anche dopo le elezioni. Quindi ecco che già le prossime elezioni non vanno viste come una svolta epocale, come un momento in cui il popolo potrebbe essere sovrano, potrebbe anche non esserlo. Se c'è il partito di Draghi, stamattina il partito di Draghi è molto trasversale, che vorrebbe che questa situazione si eternasse addirittura. Quindi la politica conta sempre meno, poi non si può lamentare però che il partito più forte è quello dell'astensione, che il voto inutile, prima si diceva il voto inutile è quello dato alle estreme, si diceva una volta, adesso il voto inutile può essere dato a chiunque, che non conta niente. Allora, la ripresa, torno alla domanda che mi hai fatto, la ripresa può e deve esserci coinvolgendo tutte le energie del paese, ma si coinvolgono se chi le vuole coinvolgere dà l'esempio, la testimonianza, si rimbocca le maniche per ripartire tutti insieme. Non vedo questo spirito, vedo più la corsa ai finanziamenti europei per poi farci che non il ripartiamo perché usciamo da una pandemia, presto usciremo da una situazione bellica addirittura sul terreno europeo, dobbiamo darci da fare e ripartire tutti insieme. Non vedo questa passione civile, questo senso di amor nazionale, amor patrio. Però mi rivolgo a tutti voi per ritornare un po' sul libro, però non collegare un po' gli argomenti. Voi avete scelto di usare un libro per comunicare delle cose. Non è una scelta così semplice, secondo me, in questo periodo. La lettura non è una cosa che sta andando alla grande, però avete scelto la comunicazione attraverso il libro, avete dato un ruolo importante a un progetto grafico, a un'immagine, a dei racconti, alle parole delle persone per passare un messaggio. E l'avete fatto fra i tanti mezzi possibili che esistono. E allora può essere questa una strada per riprendersi delle cose, per riprendere il contatto anche con degli altri canali, usare la comunicazione di questo tipo per veicolare messaggi importanti. Messaggi piccoli come questo, però che sono piccoli come un chicco di riso, però sono una fiera che coinvolge un territorio importante, la produzione e le vite delle persone, per esempio. Non c'è dubbio che la comunicazione letteraria è parte fondamentale del rapporto comunicativo che noi dobbiamo avere con i territori, con le persone, quindi sotto questo profilo l'iniziativa, ripeto, è un'iniziativa che abbiamo accolto favorevolmente e che ci vede anche entusiasti sotto questo profilo. Per ritornare un attimo ai racconti del libro, io volevo anche segnalare che all'interno, che fra questi autori c'è anche un autore isolano, che è Diana Maimeri, la poetessa che ha scritto 3 belle poesie dialettali intitolate, insomma, Era una volta al riso, che poi è anche tradotto in italiano. E quindi sì, dobbiamo cercare, secondo me, di riavvicinare anche i giovani, ecco, questo è l'auspicio, le scuole, alle tradizioni, ai valori e anche, perché no, alla cultura, non soltanto alla cultura, ma anche alla cultura del riso, della nostra gastronomia, ecco, esattamente. Poi, ecco, se devo scegliere fra la lucida fustigazione della politica italiana di Ramazzina e l'auspicio e il miracolo del riso, che è un auspicio di speranza, a condizione che si mangi il riso, perché altrimenti non c'è il violone nano, ecco, allora vabbè, insomma, sarebbe una scelta difficile, ecco, diciamo così. Trovo tutte e due senz'altro interessanti, ecco, se questo è un po' il tema. Quindi, ripeto, sono grato e siamo grati per averci dato questa opportunità di presentare questo libro, di valorizzare il nostro oro bianco che è il violone nano IGP, perché veramente questo per noi rappresenta l'oro bianco. Ecco, esattamente. E confido che, come si diceva poc'anzi anche su di sopra, che questo non sia un libro fine a se stesso, ma che possa essere l'inizio di una collaborazione più proficua. Grazie. E io vorrei chiedere intanto se c'è qualcuno che vuole fare una domanda dal pubblico, e quindi vi lascio qualche secondo per pensarci, se no andiamo avanti. Ok, quindi se ditemi, non abbiate paura, ok.
Allora, farei un'altra domanda, perché non vogliamo spoilerare il racconto, e quindi restiamo su una linea di non spoilerare, però io l'ho trovato particolarmente bello, quindi vorrei sapere qualcosa di più, qualcosa di questa storia senza arrivare alla fine magari, per sapere, mhmm, quindi se è una storia vera. Sì, sì, è tutto vero. È una storia vera, che racconta un modo di fare le cose che forse non c'è più del tutto. Sì, che probabilmente si lega anche a tutti i discorsi che facevamo prima, del fatto che questa nonna stava 10 ore al giorno con le gambe nell'acqua a pulire le erbacce dal riso, perché altrimenti le erbacce avrebbero contaminato, no, anche la crescita di queste belle spighe. E lei faceva questo per 10 ore al giorno, con le gambe tutte fasciate, con delle bende, perché era pieno di zanzare, tafani, e se no sarebbe tornata a casa con le gambe devastate, insomma. Però sanguisughe, bravo. 10 ore al giorno nell'acqua, insomma, penso che sia una cosa che al giorno d'oggi non possiamo neanche almeno noi, poi magari in altri paesi lo fanno ancora, però insomma per noi è impensabile, come appunto diceva lui, per giovani d'oggi è impensabile qualunque approccio, per esempio alla politica, ma anche a tanti altri tipi di mestieri. Il lavoro in sé, sì, insomma tutti aspirano a stare più dietro una scrivania che a fare qualcosa di manuale, no, e invece questa è una storia familiare che racconta le fatiche di quei periodi, racconta le difficoltà che c'erano per provare ad andare avanti, insomma. Adesso tutti quanti stiamo discretamente bene, anche io vedo anche, per dire, le persone che arrivano qua, anche gli immigrati, sono tutti vestiti bene, hanno il telefonino, non hanno grandissime difficoltà, specialmente in queste zone dove poi riescono ad ambientarsi. E invece in quell'epoca, insomma, avere da mangiare non era così, matematico, no, quindi è una storia particolare, una storia di una famiglia che ha sofferto per anche non solo per questo motivo, ma per malattie, per difficoltà oggettive, legate a una serie di fattori che c'erano in quel periodo, adesso magari non ci sono più. Però tanto amore, tantissimo amore per tenere in piedi, insomma, questa famiglia in modo dignitoso. E ci dice anche che è un po' come se il riso in tutti questi racconti fosse un po' testimone di tutte queste Sì, storie, perché effettivamente è una cosa che è data molto per scontata, però copre tutta la terra. È sì, una cosa che abbiamo un po' tutti in comune, e questo è sicuramente bello. Fra l'altro, riguardo alla storia delle mondine, sentivo ho parlato ieri con un'imprenditrice che, non menziono per non so se posso fare pubblicità o no, sì. però che è di un'azienda che produceva già dall'inizio del '900 un prodotto che veniva usato tantissimo dalle mondine perché aiutava a curare per esempio le piaghe Ecco. che si facevano. Io non avevo mai pensato a questa cosa, non era una realtà che conoscevo. È stato divertente dover fare questa presentazione, aver letto il libro e sapere di cosa si stava parlando. Mondina era una parola che a malapena Sì, conoscevo fino a poco sconosciuta. tempo fa. Certo, sconosciuta al giorno d'oggi. Quindi sì, è un racconto così, diciamo, di memoria. Ecco, memoria della mia famiglia, perché era la mia nonna materna e insomma, quindi proprio mi coinvolge e tutto quello che c'è scritto è tutto vero, insomma, è quello che è successo Okay, realmente, diciamo. grazie. Volevo solo inserirmi brevissimamente sulla questione mondine, perché se verrete a Isola della Scala alla Fiera del Riso troverete una bellissima sfilata di mondine, perché ne Bello. abbiamo ancora qualcuna. Poi abbiamo anche le ragazze che ovviamente indossano gli abiti tradizionali delle mondine, ma abbiamo ancora qualche mondina che sfilerà per le vie del paese.
erano signore che partivano da qui e andavano a lavorare, andavano a Vercelli, nel Vercellese. Sì, esatto, e che è a stavano 30 via, chilometri da Novara. Per cui, insomma, stavano via giorni e sì. giorni e tornavano poi, ecco, ed era l'unico modo per poter alimentare la propria famiglia. Quindi ecco, venite a Isola della Scala perché troverete le mondine, troverete una testimonianza Ecco. degli strumenti, del lavoro, delle mondine. Oltre al riso che io l'anno scorso, no, 2 anni fa ho assaggiato, è una cosa spettacolare. Io non so come, sì, a parte che l'ho comprato per poi farlo. Qualche chiletto, diciamo, di riso. Sì, ma ce l'avevano detto. Quello che mi ha stupito è che c'erano 5 chef cuochi, no? E questi 5 hanno cucinato il riso, cottura perfetta, per quante persone? Eravamo tanti, quella sera eravamo tanti. Almeno 5.000? Quanti eravamo? Eravamo un'esagerazione perché questo palariso, insomma, è veramente grande. Settembre di 2 anni fa, sì. Gigantesco. Questa cottura perfetta, riso buonissimo, due qualità no, la stessa qualità di riso, ma due ricette diverse. Prima che ci richiudessero per la seconda volta, un paio di weekend. Fantastici, in 5 per 5.000, 1.000 a... No, in effetti la cultura del riso è poco conosciuta. Se pensiamo alla letteratura, c'è qualche romanzo di qualche autore piemontese importante, c'è il film con la Mangano, Riso amaro del 49, del dopoguerra, ma c'è poca conoscenza di questa diamante, di questa ricchezza della natura, ma anche del frutto dell'amore dell'uomo, mi viene da dire, come si dice nella Santa Messa, no? E la semplicità e l'eccellenza coniugate insieme, secondo me, sono un patrimonio da riscoprire e da valorizzare. Ecco, l'idea della Isola della Scala come comunità che è orgogliosa di questa ricchezza e vuole generosamente comunicarla e far innamorare di questa specialità più gente possibile è importante. Un consiglio: guardate anche al sud, dove il riso è pochissimo conosciuto, ma se scoperto i terroni si innamorano facilmente, parlo da terroni ovviamente, e innamorandosi del riso diventa un mercato straordinario, che è da far concorrenza al pacchero, secondo me, credo. Dovremmo fare concorrenza alla festa del couscous, che ormai è come Halloween con Natale, se vogliamo. Non c'entra niente con lui, si sta imponendo. Scusate, vorrei fare un fuori programma. Qui in sala c'è Maurizio Drago, che è un critico, giornalista enogastronomico, ma soprattutto è presidente del GIST, che è il più grande raggruppamento di giornalisti gastronomici e turistici. È vero, Maurizio? Sei il presidente nazionale, ecco. No, regionale, scusa. Vabbè, comunque sei un insomma, hai raggruppato. Volevo sapere, ecco, secondo te, innanzitutto, cosa pensi di questa iniziativa? Scusa, mi sostituisco un po' alla presentatrice. Per Prego, un po', io non ero informata di questa cosa, quindi lascio la parola. Come si dice in discoteca, per movimentare un po' l'atmosfera. No, dicevo, cosa pensi di questa iniziativa sul riso e cosa pensi del riso, proprio dell'iniziativa di Isola della Scala? Ma intanto ringrazio Giuliano di questo piacere che mi ha fatto per venire qui e mi aveva annunciato appunto della vostra grande opera, perché sono sempre grandi opere queste qua, con Mauro, Giuliano e gli altri, la Manuela Colombo. E mi premeva però riprendere anche il discorso che diceva poco fa Mauro Mazza. La bellezza salverà il mondo, ma le eccellenze salveranno il nostro paese. Io continuo in questa maniera e anche stamattina insisto su questo, perché ad esempio nel paese vicino dove abita Giuliano, una delle eccellenze abbiamo abbiamo riscoperto, non c'entra niente riso, il piatto di Lendinara. Lendinara siamo vicini alle verdure, c'è l'usia, c'è l'insalata, eccetera. E con questo c'è stato un successo. Ritorno al discorso, e io parlo anche dei giovani, mio figlio, i miei figli, tanti altri giovani, che stanno scoprendo questa cosa, perché purtroppo noi è una generazione che abbiamo
o abbiamo dimenticato i figli noi, o perché c'è stata tutta questa evoluzione, eccetera. Dobbiamo ritornare un po' indietro e forse questo la pandemia ci ha un po' fatto riflettere. Quindi adesso, ritornando al discorso del riso, e qui mi rivolgo al Presidente Venturi, perché a questo punto qua faccio anche un po', lo dico anche un po' in maniera provocatoria. Io continuo a insistere nel valorizzare il riso, e siccome adesso Mauro Mazza è fuori dai nostri confini, però no, adesso lo dico, ma perché è fuori dai nostri confini? Perché il Veneto per cosa è famoso? Per i risi ibisi, no? I risi ibisi è il piatto, diciamo, che anche se a Cosenza, o io ho visto nell'altopiano del Cosentino, c'è un riso eccezionale a grande altezza, e ammetto che ci sono delle cose straordinarie in Calabria. Però, ad esempio, i risi ibisi sono quelli più conosciuti nel mondo. Ha citato prima Armando Testa, l'allievo di Armando Testa, Lorenzo Marini, dice che i risi ibisi viene apposta da Milano a venire a Monselice, faccio poi al ristorante L'Attore, perché mangia il migliore riso del Veneto. Io avevo scritto nel libro di Arrigo Cipriani il migliore riso del Veneto. Lui mi ha rimproverato perché ha detto che, essendo il migliore riso del Veneto, essendo il Veneto il migliore è il migliore del mondo praticamente, ecco. Quindi la tipicità dei piatti. Io insisto, io capisco che 450, ho scritto parecchio con Alberto Cogo, non so se sia ancora il vostro collega, ecco, quando l'ente fiera produce 500.000 e 600.000, significa un decimo dell'Italia, di persone che vengono da voi, io continuo a valorizzare il discorso del riso in brodo. Quindi un appello che facciamo questa benedetta minestra di riso, che è quella che è nata inizialmente, perché, ecco, io mi permetto, io sono nato a Biandrate, quindi c'è una mia zia che abita lì e che faceva la mundina a Pavia, però, ecco, quindi siamo su due zone anche vicino, Novarese e poi la parte del Pavese. Tenendo conto che poi anche, e chiedo scusa poi al presidente dell'ente fiera, che Giuliano abita vicino a un'altra zona del riso che sappiamo. Ecco. Comunque il riso può dare moltissimo. Ecco. Allora, ancorché anche noi nelle nostre famiglie facciamo riso e bisi, non lo chiamiamo risi e bisi, lo chiamiamo riso e bisi, perché vabbè, però è più dell'est del Veneto, diciamo così, ecco. A Isola della Scala potrei provare a proporlo, lei poi verrà a trovarmi sul Golgota, Crocefisso probabilmente. Sì, perché siamo più vicini al Mantovano, dove in realtà ecco, siamo proprio terra di confine, dove c'è il riso alla pilota, con la salsiccia, ecco. Però ecco, è un'idea da tenere in considerazione. Siccome a Isola della Scala noi cuciniamo non soltanto il famoso risotto all'isolana, ma anche di buonissimi risotti alternativi che, devo dire, recentemente hanno quasi eguagliato, se non forse anche superato, il numero di porzioni di risotto all'isolana, quindi con le verdure, ma con diversi tipi di ingredienti. Questa potrebbe essere un'idea nuova e quindi Presidente, un po' di provocazione ci vuole. Io stamattina abbiamo fatto conferenza stampa per inventare l'aperitivo delle Terme Euganee, per cui molto sommessamente cercherò di introdurla senza. Comunque viene fuori di tutto stasera sul riso, viene fuori di tutto, veramente. È un'insalata di riso proprio, ecco, un'insalata di riso. Scusate, un'ultima cosa, in sala ci sono i due editori che si sono gettati in questa avventura che non è facile, perché in tutte le avventure colpa nostra, noi siamo gli assassini, è vero Mauro? Volevo che anche uno tra la Enza di Giovanni e Giovanni Porietti dicessero qualcosa, perché in effetti a quei tempi che corrono gettarsi in un'avventura editoriale ecco, è un rischio, voglio dire. Però io ho visto che loro hanno praticamente anima e corpo si sono gettati in questa avventura. Non so, Giovanni, vuoi dire due cose? Enza? Grazie, buonasera a tutti.
Sì, noi amiamo le sfide. Devo alzarmi? Ah, ok. Eccomi qua. Dicevo, amiamo le sfide, noi siamo giovani e ci impegniamo in cose nuove, ci piace provare, ci piace osare, ma soprattutto ci piace dare l'opportunità a personaggi come qui presenti di pubblicare notizie, informazioni che non sono soltanto legate all'argomento, ma sono legate al territorio, sono legate alla cultura, sono legate alla letteratura. Noi stiamo cercando tanto di utilizzare le nostre pubblicazioni per arrivare al pubblico più vasto possibile, ma soprattutto al pubblico dei giovani, quindi cogliamo qualsiasi occasione per poter dare qualche nozione in più, per permettere a persone come la signorina qui presente di imparare cosa sono le mondine, perché abbiamo una cultura, abbiamo un passato, abbiamo una storia, abbiamo dei territori fantastici, abbiamo delle storie da raccontare, ma soprattutto abbiamo la storia da raccontare, quindi questo è uno dei nostri progetti, è il primo di una serie, l'abbiamo chiamati I racconti del riso, quindi ci auguriamo, anzi confidiamo sicuramente che ce ne sia un secondo, un terzo, un quarto per proseguire in questo cammino tutti insieme e dare voce al territorio, dare voce a ciò che il territorio propone e alla cultura insieme a questo. Vi ringrazio. I racconti del riso, la collana si chiama proprio così. Sì. Volevo aggiungere una cosa riguardo loro, no, che sì, la storia, tutte le cose belle che hai appena detto, ma loro hanno la passione ancora di fare questo lavoro, perché quando ho progettato la copertina e insomma loro hanno visto la progettazione, a me andava anche già bene così, ma loro hanno avuto l'idea di fare questa foglia laminata si chiama, no? Questa qua sulla scritta Isola del Riso, che riflette un pochino e ha reso prezioso il volume. E quindi lì ci vuole passione, perché è un costo in più naturalmente, per cui ci devi credere nelle cose che fai con questo criterio, e loro sono così, per cui bravi. Ma si vede da tutte le parti di questo progetto che ci avete creduto e viene fuori nel leggerlo, nel vederlo, nel toccarlo e possibilmente nel mangiare il riso, tutti quanti. Io vi saluto, vi ringrazio per essere stati qui e vi ricordo l'aperitivo che ci sarà offerto da Italy Post all'uscita e vi auguro una buona serata.